In fondo non sei cattivo. Parlerò a Dio perché ti perdoni i delitti più grossi. Ma signora Cristina, io non ho mai commesso dei delitti. Non mentire. Tu e i tuoi avete mandato via il re e i suoi bambini in un'isola deserta a morire di fame. Ma non è vero. Don Camillo, diteglielo voi che non è vero. Non sono bugie, signora Cristina. Niente isole deserte, niente morte di fame. Vi assicuro che sono menzogne. Poi non siamo stati soltanto noi a mandarlo via. Sono state le elezioni. Lui ha avuto più voti contro che a favore. Così l'hanno mandato via. Ma è così che funziona la democrazia. Che democrazia? I re non si mandano via mai. Senti, tu sei il sindaco. Ascolta il mio testamento. La casa non è mia, i mobili nemmeno. I miei poveri stracci dalli ai poveretti. I miei libri tieni tu, che ne hai bisogno. Devi fare molti esercizi di comporre e studiare bene i verbi. Sì, signora. Voglio un funerale senza musica, perché la morte è una cosa seria. E voglio un funerale senza carro, come nei tempi civili. E sulla cassa voglio la bandiera. Sì, signora. La mia bandiera. Quella laggiù, attaccata al muro. La mia bandiera con lo stemma del re. Sì, signora. Dio ti benedica, figlio mio, anche se sei bolscevico.